Ciao a tutti amici ed amiche del canale, oggi siamo in giro in bici come potete vedere dall'abbigliamento. Andiamo a fare un giro d'anello da Mogliano verso il parco di San Giuliano, dopo da parco di San Giuliano andremo verso Scorzè e torneremo a casa. Sarà un giro di circa 40 km e dopo vi lascio il live come al solito. Ci vediamo lungo la strada, ciao! Sì, allora come vi dicevo prima, volevo portare anche questo format nel mio canale, cioè quello della bici, visto che mi piace fare anche quello e avremo tanti bei giri anche quest'estate, caldo permettendo ovviamente. Questa è via Cassolaro, strada secondaria che porta a Mestre. Pian pianetto si va. Andiamo a fare la via più bella, la ciclabile più bella del tratto che andremo a fare oggi. Ma sei proprio immerso nella natura più contaminata della laguna. Mestre è anche questo. È proprio bello, gente che cammina, gente che corre, c'è la laguna, l'airone che passa, non so se sono riuscito, ecco, salve. Un po' di gravel non guasta mai, anche in quel di Mestre. Dopo
Guardate che meraviglia anche il parco di San Giuliano in questa stagione. Wow, spettacolo. E comunque un plauso alla città di Mestre, perché è davvero molto ciclabile come città, questo devo ammetterlo. Non è bellissima come città, anche se è la mia città, ma è bella lo stesso, dai. Però come ciclabile, bijou, voto 10. Dopo. Questa è una che ha aperto da poco, una ciclabile bella, tutto ciclabile comunque, ragazzi. Adesso sto percorrendo tutto ciclabile e o strade secondarie, non importa la velocità, non importa il tempo, basta correre. Questo è il Forte Marghera, Forte Mezzacapo, scusate, guardate che meraviglia. Guardate che spettacolo, anche fiori di ciliegio. Per ora sono quasi 30 km. Però adesso sì che è una meraviglia. Wow, guardate che fiori, che spettacolo. In fondo a Forte Mezzocapo. Questa è la mia Spider. Che meraviglia, wow. Allora, il giro che ho fatto oggi in bici è di circa 35 km. Sono arrivato da Mogliano al parco di San Giuliano e da San Giuliano, prendendo la comodissima pista ciclabile dell'ospedale, sono arrivato direttamente a Forte Mezzocapo. Il giro è molto bello, molto lagunare, si vedono abbastanza scorci lagunari e anche Venezia. Noi ci sentiamo alla prossima, vi lascio come sempre dopo il video il relive e ci aggiorniamo con la prossima escursione. Ciao a tutti, a presto, ciao!